Siamo online dalla TM Arena. Tra pochi istanti Union Borgo e Pupi si sfideranno per alzare al cielo la Coppa Veneto di Serie C. Una finale a sorpresa, ma meritata per entrambe le squadre, con un cammino, 2 giorni spettacolari che hanno regalato emozioni ai rispettivi tifosi, con i ragazzi di mister Bottini che hanno eliminato il Futsal Conte con i quarti di venerdì per 5-3, ieri invece la compagnia per 6-3, spettacolo puro anche per gli uomini di mister Roberto Posini dell'Union Borgo, che hanno prima estromesso dai giochi la capolista del C1 Veneto, l'Antennore Sport Padova per 6-1, ieri in semifinale il Cosmos 9 per 5-1. La più cordiale buonasera da Stefano Testoni, che vi racconterà 40 minuti, chissà se basteranno 40 minuti dei tempi regolamentari. In caso di parità si procederà con i supplementari, poi eventuali calci di rigori. Le immagini di Domenique Zanettin e la camera mobili a bordo campo di Andrade Giambattista, pronti con le luci che si accendono, si alza il sipario e tra poco scenderanno in campo 22 protagonisti. Siamo giunti all'anno conclusivo. Regaleranno sicure emozioni in questa finale, una sfida che chiude la 3 giorni di Tombolo nella splendida cornice discoteca TM Arena. Bottini Vincenzo. Il direttore di gara intanto secondo arbitro il signor Gioele Gasparotto di Rovego, alla crono Francesco Rimpicci di Treviso. La sottofondo anche di New Rock dei team ad accogliere la terra arbitrale, che avrà il suo bel da fare sicuramente questa sera per Serena Bada, i leoni di Union Borgo e Pupi che vogliono suggellare la vittoria, che ha visto poco fa della Reale Turismo. Andiamo adesso a Union Borgo Ticino di mister Tosin, che si chiama il numero 1, Fabio Segato con il 5, Alaberti Vizzi con il 6, Riccardo Mazzone con il numero 7, Davide Stoppo con il numero 8, Luca Zanchetta con il 10, Cristian Stocco con il 12, il capitano Matteo Zanatta con il 13, Matteo Bassic con il numero 14, Alessio Zanardo con il 21, Riccardo Conte con il numero 24, Giacomo Rossato con il numero 25, Riccardo Zupperdone. In casa Pupi Verona, terzi in graduatoria dopo il girone di andata della C1 per mister Vincenzo Maria Bottini. In campo con il numero 1 Nicola Petkovic, con il 4 il capitano Marcello Dalla Corso, con il numero 6 Jacopo Molonfalen, con il numero 7 Anthony Cuece, con il numero 9 Alvise Zagri, con il 4 il Bomber. In breve istruzione corre di Discord Boateng, numero 11 Nicolai Bussa, con il 18 Beppe Gancittano, tra gol in semifinale, con il 22 Nicolas Stegger, con il 25 Nassima Brute, con il 26 Riccardo Cavazza. Numero 11 Lucia Nicole. Numero 18 Verona, completo nero, Union Borgo, maglia bianchi con i portieri gialli, completamente vestiti. Numero 26 Cavazza Riccardo. Cavazza, l'ultimo ad entrare. Numero 21 Turrini Praga. Verona. Il numero 21 Turrini è rimasto Buona in tribuna. Un solo precedente in questa stagione, proprio nella prima giornata di andata, quando il 19 settembre scorso il Pupi vinse 4-0 in trasferta in casa dell'Union Borgo. Complimenti per ascoltare il nostro inno nazionale italiano.
azzurro del palazzetto della TM Arena, i due capitani dal corso per il Pupi e Zanatta per l'Union Borgo, che andranno a decidere chi batterà il primo calcio d'avvio. Intanto chiedo anche alla regia, giusto per capire se il numero 19 del Pupi è in distinta. Mi sembrava di non averlo visto nella distinta, e speriamo che non giochi allora, perché le distinte che ci sono arrivati, due ne sono anche arrivate tra l'altro distinte, non mi sembrava di aver letto il numero 19. Prima della partita ovviamente verrà anche osservato ovviamente il minuto di silenzio per ricordare Ernesto Castro, campione con la nazionale italiana nel 1968, e ovviamente il campionissimo Gianluca Vialli. Vabbè, ci sarà anche un giocatore senza nome questa sera, il numero 19 del Pupi. Lo chiameremo 19. Non c'è di chiamarlo 19. Intanto l'urlo dell'Union con gli applausi del pubblico presente qui in tribuna. C'è una grande affluenza da TM Arena. Attendiamo anche l'urlo del Pupi. 1, 2, 3 Union, 1, 2, 3 Pupi, con le squadre che vanno in campo a gran completo per le foto di rito. Foto per l'Union Borgo, maglia bianca, completo bianco, dall'altra parte completo nero per la formazione dell'Adelino Vati Pupi, formazione veronese neopromossa in C1, terza in gradatoria. L'Union invece è ottava dopo il girone di andata. Ricordo che nel precedente del 19 settembre scorso vinse. Intanto ringraziamo la regia con il numero 19, è inserito nella distinta del Pupi dalla Valle Pietro. Ci mancava, non l'abbiamo detto, poi andremo a scoprire anche chi sarà il giocatore che manca. Intanto torniamo ad alzarsi in piedi per ricordare Ernesto Castro e Gianluca Vialli, scomparsi nei giorni scorsi, campioni con la maglia della Juve, anche con quella della nazionale italiana. Applauso per Ernesto Castro e Gianluca Vialli. Adesso però si andrà a fare sul serio con i due quintetti pronti in campo. Sarà l'Union Borgo a dare il via alle ostilità. C'è Rossato tra i pali, il capitano Zanatta in campo con Conte, Christian Stocco e Baschi dall'altra parte, il numero 10 Boateng tra i pali. Senza i guanti questa sarà Nicola Petkovic, Molon Falem dal corso, Stecker e Boateng. Petkovic che nelle due partite precedenti ha giocato con il solo guanto sinistro. I primi 20 minuti vi ricordo anche che in caso di parità si andrà a disputare i tempi supplementari, poi eventuali anche calci di rigori che abbiamo visto nella prima sfida con la vittoria del Cosmos 9 sul Monte Futsal. Pronti per il fischio d'avvio che dà l'ok ad iniziare questa finale qui alla TM Arena, teatro di una 3 giorni intensa. Un'oretta fa il Real Gresignano ha conquistato la Coppa al femminile, ora una tra Pupi e Union Borgo P5 invece andrà a sollevare quella maschile, succedendo nell'Albo d'Oro al Bissuale di Mister Paglianti, vittorioso lo scorso anno in quella di Bassano. Dal corso intanto per Molon Falem è il Pupi a cercare la prima azione offensiva. Stecker dal corso ancora per Molon Falem, dal corso esperienza in campo per il 4 e il 6, palla invece per Kingsford Boateng, bomber del campionato e anche di questa Coppa con 4 reti fin qui realizzate. Numeri ci vengono sempre offerti dal super impareggiabile Nicola Cecchinato di c5time.it, sempre pronto a regalare, snocciolare numeri
del Futsal Veneto. Un saluto a Nicola Cecchinato che ci sta seguendo da casa. Auguri di buon anno ovviamente a tutti gli appassionati del futsal regionale e non solo con la diretta. Attenzione con Conte, il capitano. Zanatta fermato in corner da Stecker, una diretta dopo i 2 giorni sulla pagina Facebook della LND del Veneto, quest'oggi live sul portale nazionale futsaltv.it. Corner Conte per Bassic che fa sfilare verso Cristiano Stocco. 2 gol segnati finiti da Cristiano Stocco nella prima giornata, 2 li ha firmati il gemello Davide nella sfida vincente di ieri contro il Cosmos 9 che ha chiuso la giornata di semifinale finale della TM Arena. Attenzione a Conte che esce, Petkovic fa buona guardia, fa sfilare fuori il pallone. Dunque rimessa laterale per la formazione di mister Vincenzo Bottini. Nessuno squalificato tra le 2 squadre. In casa Union Borgo mister Tosin ha preferito lasciare in tribuna Camilla, dall'altra parte invece Bottini è uscito fuori Torrini mettendo in campo appunto il numero 19 Dalla Valle. Boateng dal corso a sinistra per Molon Falem, via orizzontale la palla sfila per Boateng che cerca di puntare Bassic, va dietro per Dal Corso che scodella per Boateng, riparte l'Union Borgo con il numero 11 Zanatta capitano. Viene fermato Cristian Stocco, il laterale però è per il Puppi, l'ultimo a toccare è stato il 10 bianco, conta il direttore di gara, 4 secondi. Petkovic supera la linea di metà campo, va a trovare un tiro che impegna Rossato sul segno di un tuffo il giovane portiere dell'Union Borgo. Attenzione a Stecker che non commette fallo. Laterale per il Pupi con Stecker dal corso lì vicino, da dietro a Stecker che fa girare per Molon Falem, ancora Stecker, Molon Falem scodella ancora avanti per Boateng che non ha più il pallone. Allora Rossato a far ripartire l'azione di suoi per Cristian Stocco. Bassic, Conte a destra, Conte per Bassic, esce con il petto Petkovic che rischia non poco, era abbondantemente fuori dalla sua area, ha messo in fuori laterale. Ottima la partenza dell'Union Borgo, ma attenzione alla Pupi che cerca di ripartire, viene però fermato dall'attenta difesa dell'Union Borgo. Boateng, Molon Falem ancora, struzzato il suo tentativo di passaggio da Cristian Stocco. Pronto intanto il primo cambio. Nassim Mabruk, ieri in tribuna nella semifinale, tornato a disposizione di mister Bottini che lo sta per mandare in campo al posto di Stecker. Deve rimanere in campo sempre un giovane visibile grazie alla numerazione della maglia, oltre il numero 20. Molon Falem intanto, Boateng a destra, visto la nostra postazione, una tribuna gremita, tutti gli appassionati veneti e non solo sono giunti qui alla TM Arena per questa finale di Coppa. Rossato fa buona guardia, pallone che sfila al fondo, può ripartire con un rinvio comodo, palla in mezzo proprio per Nassim Mabruk che recupera il pallone, se lo riprende Conte con l'aiuto di Bassic. Conte va via sul corso laterale, ottima giocata di Conte, Zanatta, il tiro è Petkovic che ci mette una pezza. È stato dentro Zanardo, Sornione all'Union Borgo, partito in modo convinto. Bassic, Zanardo per Bassic che va a cacciare direttamente sul corpo di Dal Corso, rischia ora il capitano veronese, rimessa dal fondo. L'ultimo a toccare è stato il capitano del Puppi, rilancio lungo per Boateng, mette giù il pallone Boateng, fermato dal recupero. Attenzione ripartenza Union con Bassic. Bassic cercava un compagno, si era però spostato Zanatta verso il centro. Palla che è uscita, già rimessa in gioco da Petkovic. Un Falem a destra apre per Dal Corso che torna dal numero 6 veronese. Mabruk, Molon Falem, Dal Corso ancora, Molon Falem, Mabruk,
Rotazione cambio importante quella dell'Union Borgo, che anche ieri ha utilizzato quasi tutti i giocatori di movimento, tenendo sempre in campo il giovane portiere Rossato. Qui non c'è fallo, secondo il direttore di gara. Arriva in questo momento sulla seconda spinta di Boateng, quando se ne sono dati 5 minuti di gioco, sempre 0-0 il punteggio. KTM Arena, intanto è entrato il gemello Stocco Davide con la maglia numero 7, palla telefonata con la divisione di Mabruk tra le mani, tra le braccia di Petkovic, rilancia Moronfolem a sinistra per Mabruk. Giro palla, una formazione della Delino Vati Pupi, squadra veronese, e chiudiamo terza in graduatoria, che ha eliminato ieri sera in semifinale il Cosmos. Moronfolem, servito da Mabruk, finta di prendersi il pallone Zanchetta e lo fa sfilare. Intanto fuori bassi che dentro Mazzon. Ha cambiato tutto il quintetto di partenza mister Tosin, che già 8 giocatori di movimento, 9 ci sommiamo anche il portiere utilizzato in questa prima parte di gara. Una carta questa che la formazione del vicentino Tosin deve assolutamente sfruttare. Palla intanto per Petkovic dal corso Mabruk. Attenzione però, anche il Gancitano, 3 gol ieri, ha praticamente spezzato la partita con un paio di giocate geniali, numero 18 veronese, classe 81, bomber di razza, qualcuno l'ha definito che di altra categoria. Esperienza nazionale per lui nel suo passato, ora protagonista in C1 con la maglia del Pupi. Ecco proprio di Gancitano che apre per Boateng, che si gira, la palla resta comunque lì dal corso, dietro da Nassim Mabruk, dal corso di con il pallone, si prende comunque un fallo laterale in direzione di Davide Stocco, dal corso dietro per Mabruk. Boateng, Mabruk ancora dal corso, avanti per Gancitano, posizione pivot che torna dietro dal suo capitano, costretto a chiamare in causa anche Mabruk. Siamo tornati nella metà campo del Pupi. Mabruk alza il ritmo, comodo per dal corso, apertura a sinistra verso Boateng, lo scambio con il collega di reparto Gancitano che si accentra, scarica per dal corso. Un po' imprecisi i passaggi del Pupi, che comunque mantiene il possesso del pallone, lo ruba però Zanchetta, riparte il Pupi contro break della formazione veronese. L'ultimo a toccare è un giocatore nero, dunque già battuta la rimessa laterale con Davide Stocco che cercava il tiro, capisce quanto Boateng che ferma il tentativo di Davide Stocco. Può tornare a cercare di distendersi la formazione di mister Bottini. A destra apertura per Gancitano che torna dietro da Mabruk. Siamo ora sul frangente di sinistra con dal corso che cercava l'invito per Boateng, che stava centrando. Si ripartirà allora con una rimessa laterale per la squadra di Tosin, con Zanardo, comodo e facile, 2 passi per Mazzon che restituisce il pallone numero 14 bianco sulla linea di metà campo. Ancora Mazzon, apre a sinistra per Davide Stocco dall'altra parte per il numero di Zanardo che quasi a terra, calcio di prima intenzione. Petkovic si trova il pallone sotto la coscia e sventa la minaccia. Pericolo scampato per la formazione veronese che ora risponde con Boateng, apre per Mabruk, torna da Boateng, ancora Mabruk. Boateng, Gancitano, l'anticipo, un fallo laterale di Zanardo. Non c'è soltanto l'out della formazione scaligera. Si incarica della battuta capitano dal corso, dietro per Mabruk, palla lunga anche per Gancitano, fa sfilare Rossato che ripartirà con la rimessa dal fondo, al limite palla per Mazzon che prolunga verso Stocco, torna da Mazzon il pallone. Davide Stocco, Mazzon, si libera Zanardo che riceve il pallone, torna da Mazzon, siamo sul frangente di destra con il numero 8 Zanchetta che rischia di perdere il pallone, bravo ad allungarlo per Davide Stocco. Può provarci ancora allora l'Union Borgo con Davide Stocco che si prende una rimessa laterale.
di più nulla poteva. In alto comunque nella metacampo offensiva Zanchetta Mazzon, ancora per Zanchetta, Gancitano di testa in laterale, poi intanto Gancitano rientra Monfalem, Zanchetta pronto a mettere in gioco il cronometro, si sono andati 9 minuti, sempre 0-0 il punteggio, partita abbottonata all'equilibrio. Attenzione a Davide Stocco che cerca di andare via sulla corsia laterale, viene però fermato da Dal Corso, aiutato nel raddoppio da Boateng. Dunque ripartirà Petkovic con una rimessa dal fondo. Monfalem a destra Dal Corso, Mabruk, Monfalem ancora per Dal Corso, Monfalem, Mabruk avanti ora per Boateng, mette giù prima con la coscia, spazio per girarsi, apre verso Dal Corso che riceve ancora da Monfalem, il capitano Scaligero punta all'area, Mabruk si gira, viene però fermato dal tentativo, fermato dall'Union che riparte veloce, gran giocata di Zanardo, fermato nel momento importante. Meritati gli applausi per il numero 14 bianco che va a battere laterale dietro per Mazzon. Se ne va intanto anche il 10° minuto di questa prima frazione di gioco della TM Arena. Vi stiamo raccontando la finale di Coppa Veneto DC tra Puppi e Union Borgo. Qui intanto fermato Davide Stocco, il pallone per Boateng, un contropiede micidiale veloce con Boateng che non calibra l'interno destro, fuori d'un nulla. Grandissima occasione anche per i veronesi che sfiorano il colpo gol, diciamo, dall'altra parte con il tiro di Davide Stocco, anzi di Christian, che è il numero 10, bomber in campionato della formazione di Mister Tosin. 2 sigilli fin qui firmati nella gara d'esordio del venerdì contro l'Antenore, con Rossato tra i pali che fin qui ha subito soltanto 2 reti, il migliore di questa finale per quanto riguarda i gol subiti. Monfalem dietro per Dal Corso che è lungo per Mabruk, torna il capitano a fare da regista della squadra veronese. Boateng se non ferma Mazzon che riparte veloce, Mazzon si prende un fallo laterale importante. Tanto il direttore di gara ha perso la monetina. A nessuno interessava la monetina, probabilmente non era un euro. Mazzon, Christian Stocco va a puntare in mezzo per Capitan Zanardo che cercava l'inserimento del compagno, può distendersi la formazione Scaligera. Boateng toccato duro, chiede scusa. Zanardo, Dal Corso va a calciare, facile preda di Rossato che muove proprio per Zanardo. Lo scambio verso Mazzon. Christian Stocco ancora dietro da Mazzon, chiede maggiore velocità a Mister Tosin, l'abbiamo sentito applaudire velocemente i suoi che non riescono ad uscire dal proprio metacampo. Lo fanno in questo momento con Christian Stocco che va a calciare, viene praticamente scaraventato a terra da Petkovic. Non se ne è accorto il direttore di gara, questo era un chiaro fallo. Il direttore di gara però non stava guardando. Speriamo nulla di grave per il numero 10 dell'Union Borgo, uno dei protagonisti di queste finali. Proteste ovviamente da parte della panchina dell'Union. Ci poteva stare sicuramente una sanzione fallosa che non è stata ravvisata. Si torna allora a giocare 12 minuti, sempre 0-0. Palla di Zanardo ammorbidita per Rossato che gioca subito per il compagno Christian Stocco.
Natta tiene lì il pallone, il capitano che abbiamo sentito ieri nelle interviste post gara, felice di essere ancora qui a giocare. Qui ottima l'idea di Christian Stockos, una deviazione, però comunque resta lì con il Pupi che recupera con Mabruk, Boateng che va via, ma la sfera esce, supera la linea nera che delimita il campo di gioco. Intanto rientra Conte al posto di Zanardo. Rotazione continua degli uomini di movimento, fuori anche Mazzon per Bassic in casa Union Borgo. Dall'altra parte invece mister Bottini ha meno possibilità di cambio stando a quello che si è visto in questa 3 giorni di Coppa, però siamo sullo 0-0 con l'esperienza di alcuni giocatori. Da un momento all'altro può cambiare il risultato, intanto dal corso accompagna la caduta di Christian Stockos senza fallo. Molon Falem cerca di agire in velocità dando palla per Boateng puntato da Bassic, da dietro per Dal Corso che cambia lato, palla per Mabruk che va al centro verso Molon Falem, a destra si riapre il gioco per Kingsford Boateng che ha trovato libero il direttore di gara, ha visto il movimento del direttore di gara, è stato ingannato. Mabruk si era spostato sul lato opposto del campo, intanto rientra Steker, non ha trovato l'assist numero 10 Boateng, e allora l'Union Borgo P5 può ripartire dalla propria metà campo con Bassic, palla già dall'altra parte per Zanatta che torna dal numero 13 Bassic, lo scambio verso Conte, impreciso il passaggio verso Zanatta che comunque applaude il compagno, e arriva anche il primo time out con Andrea Di Giambattista che andrà ad ascoltare la voce di mister Bottini. Andiamo ad ascoltare cosa andrà a dire, anzi no, si va da Tosin, ascoltiamo le parole di Roberto Tosin. Tant'è quando le toccate arrivano, ok? I ragazzi girano il banco, quando c'è l'immontata guardiamo sull'uomo. Giro palla, può essere più veloci, siamo troppo compassati, stiamo giocando a 4 tocchi, devi giocare a 2, massimo 3, con la palla, aspetta, perché le prime 2-3 nozioni, non farli girare, poi andiamo a fare le nostre cose, sì, ma non stiamo lavorando, cazzo. Ok, abbiamo fatto un regalo, ci è andata bene, basta regali, finito. Dai. Ok, vamos, dai. Vuole farli girare mister Tosin, vuole sfruttare appunto il maggior numero di cambi. Eloquente l'ultima frase, abbiamo fatto un regalo, adesso però basta, ci è andata bene, torniamo a giocare come sappiamo fare. Ma è il Pupi che riparte con Boateng sulla corsia opposta alla tribuna dove vi stiamo raccontando questa finale live della TM Arena tra Pupi, terza in classifica, e l'Union Borgo ottavo in C1. L'Union Borgo che dopo una partenza così, proprio il debutto al passivo 4-0 con il Pupi che ha ripreso a macinare il gioco e si è preso una qualificazione con l'ultimo posto utile. L'Union Borgo che potrà rompere le scatole a chiunque, l'ha già dimostrato eliminando l'Antenore prima e poi il Cosmos 9, la prima e la terza del torneo. Dal Corso intanto torniamo in cronaca live, palla per Molon Falem, avanti per Gancitano che si gira, Gancitano fermato dal recupero importante in corner del numero 8 Zanchetta. Gancitano aveva saltato il marcatore diretto, poi Zanchetta ha recuperato, corner comunque per il Pupi, palla in mezzo per Gancitano, Rossato se la prende, la rilancia lunga per Capitan Zanatta che la mette giù senza problemi, apre a destra per il libero Bassi che va sul fondo per Zanchetta, il pallone non arriva in mezzo al campo, Gancitano rischia, Molon Falem esce con comodità, Dal Corso ruba tutto quanto, ancora il numero 8 Zanchetta, poi Molon Falem protegge la sfera che esce a fondo campo. Intanto è entrato il giovane Riccardo Cavazza, maglia numero 26, portiere giovane che dà la possibilità dunque a mister Bottini di schierare un quartetto d'esperienza over. Nel corso Molon Falem, Boateng e Gancitano, con Boateng che si gira, trova il corpo di Bassic, la palla ancora in possesso Pupi con una mano
non ravvisata, attaccata al corpo secondo il direttore di gara, il signor Vincent Quartani, sezione di Treviso, che era lì ben appostato. Con intanto Gancitano ci mette il piede ma non trova il pertugio giusto per insaccare in rete. Altro pericolo quando mancano 5 minuti al riposo, non si schioda il risultato. La TM Arena, Conte si era mosso bene, non lo ha visto Bassic riparte dal capitano Zanatta ancora dietro da Bassic. Zanchetta tenta il tiro ma Boateng ci mette il fisico. Il laterale per la formazione veronese di mister Bottini. L'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Union Borgo. Dal corso Moronfalem a sinistra per Kisfor Boateng, orizzontale ancora per il capitano veronese che serve Moronfalem. Si muove Gancitano che riceve palla, lo scambio con Moronfalem, non si chiude il triangolo, bravo Bassic a chiudere la diagonale e poi a non trovare il compagno perché ci mette il piedino dal corso. Recupero importante per il capitano veronese. Moronfalem va via, ma ancora Bassic che mette in fallo laterale. Moronfalem aveva vinto il contrasto con Zanchetta, poi Bassic si è rifugiato in fallo laterale. Tanto pronti Zanardo e Christian Stock a rientrare in partita. 4-10, corner per la formazione di mister Bottini, con Moronfalem che posiziona il pallone all'altezza della lunetta del calcio d'angolo opposto rispetto alla nostra postazione. Sono in fallo laterale il pallone da Bassic che ha evitato che lo stesso finisca tra i piedi di Gancitano, con Moronfalem che batte un nuovo laterale. Fermato con un fallo capitano dal corso. Primo fallo per l'Union Borgo, ne ha commesso soltanto uno anche la formazione scalisera, che intanto manda in mischia Nicolae Buxa in gol già in questa final eight di Tombolo. Punizione però che vede Moronfalem sul punto di battuta. 4 minuti e 4 secondi al riposo, teniamo il fischio che arriva in questo momento. Moronfalem, la rincorsa, il tiro, la deviazione di Gancitano. Volevano un angolo ma la deviazione è stata di Gancitano. Tanto dentro Zanardo e Davide Stocco, palla per Conte che avanza da dietro a Bassic, a sinistra per Davide Stocco, ancora Bassic, partono dal numero 13 bianco le azioni della formazione di mister Rattosin. Bassic ora che si porta in avanti, servito da Conte. Buxa mette in fallo laterale, battuto da Conte dietro per Zanardo che trova Bassic, carica il destro, Bassic va a trovare probabilmente anche un compagno. Qui Bassic si prende il pallone, è un fallo laterale importante. Ottima la giocata del numero 13 di mister Rattosin che le girisce dietro. Palla ora per Zanardo, Zanardo non salta l'avversario, Conte per Zanardo ancora. Moronfalem recupera, Zanardo cerca di prendersi il pallone, subisce anche un colpo non falloso. Si torna subito a giocare con Dal Corso che aumenta i giri, apre a destra per Buxa. Buxa vuole accentrarsi, viene fermato senza fallo, il direttore non fischia. Qui Davide Stocco va via Davide Stocco sulla destra, carica il destro, fermato da Dal Corso in fallo laterale. Inizia ad accendersi questo finale di primo tempo, 3 minuti e 8 secondi al riposo, sempre 0-0 per il punteggio della TM Arena, perché scaramuccia poi di occasioni limpide, 2 regali come li ha definiti mister Tosin per il Pupi, un paio di parate importanti di Petkovic a dire no invece ai ragazzi dell'Union Borgo che ora ci riprovano prendendo la palla in campo con Bassic. Zanardo preciso il tentativo passaggio per Davide Stocco, si era mosso bene del Conte. Del corso per Moronfalem che va subito a sinistra per Gancitano, dice a Buxa di avanzare, Gancitano va sul fondo, Zanardo ci mette il doppio piede per rifugiarsi in fallo laterale. Ancora un out di Buxa in mezzo, il tentativo per Gancitano, deviazione in corner di Zanardo.
ancora il numero 11 veronese a battere il calcio d'angolo, dietro per Molon-Falem, lo scambio, la ripartenza di Davide Stocco, bravo qui Cavazza ad uscire e a dire di no al giocatore avversario, recupera Buxa che tiene il pallone, non c'è fallo, lottano i due quasi fosse un incontro, un ring di un fazzoletto, l'applauso si fa sentire in Union Borgo, i tifosi che ci credono. Buona l'idea di Zanardo, non lo ha capito Conte che ora esce e lascia spazio a uno dei due gemelli del gol, Christian Stocco, che va a dare indicazione proprio al gemello Davide. Molon-Falem dal corso, Buxa, 120 secondi, 2 minuti ancora da giocare, 0-0 ATM Arena, questo primo tempo della finale. Che tiro di dal corso che si inventa un sinistro da posizione praticamente impossibile. Può solo guardare Rossato che battezza la traiettoria del pallone fuori uscire. Un pizzico di fortuna anche per il giovane portiere che duella con il collega Cavazza. Siamo già dall'altra parte con Davide Stocco fermato da Molon-Falem che se lo prende quasi sotto braccio, anzi per il collo, come due amici che entrano al bar per sorseggiare una birra ghiacciata. Qui però la voglia è quella di andare a riempire la coppa di un bel bianco frizzantino, ma al momento una coppa che non ha ancora un padrone, perché le due squadre non si sono fatte del male. Ma attenzione a Bassic per il numero 10, Christian Stocco, non c'è fallo, Zanardo, ma ancora l'Union Borgo che spreca, molto British la direzione arbitrale che ha fatto correre tantissimo. 1:10 ancora da giocare, Gancitano in mezzo, Boateng, Molon-Falem, fermata il pallone per Boateng, riparte ancora la coppia Stocco, cade a terra Zanardo, attenzione a non cattivire Boateng con Rossato che esce, Boateng, tiro Rossato, ci mette il piede, riparte l'Union Borgo, finale palpitante con Zanardo, la scivolata di Molon-Falem, con il time out richiesto da mister Bottini, ammonito intanto mister Tosin per le proteste. Sono mancati forse l'appello, un paio di falli, fatto stare i direttori di gara, non hanno fischiato per nessuno. Andiamo ad ascoltare ora mister Bottini con la telecamera mobile di Andrade Giambattista, la fissa invece di Domenico Zanettini che vi sta raccontando con le immagini. Siamo ancora da mister Tosin. Andiamo dentro senza problemi. Bisogna zerare che c'è stato casino, arbitri, parliamo dentro. Bisogna pensare a giocare. 50 secondi non deve succedere niente. Decidiamo la partita, la teniamo lì. Che sia chiaro per tutti. Ok? Serenissimo. Dai. Dai, tutto a posto. Dai. Mancano 50 secondi, 47 per la precisione, non deve succedere niente. Poche ma decise parole quindi di mister Tosin che abbiamo visto con il primo piano di Andrade Giambattista. Zanardo, Christian Stocco per Bassi, Zanata il capitano, riceve palla, protegge, spalle alla porta, fermato in laterale da Molon-Falem, 39 secondi al riposo. Christian Stocco, dito per Zanardo che fa scorrere a destra per Bassic. Fanno scorrere i secondi, i giocatori dell'Union che ora attaccano sulla sinistra con Zanardo che si porta il pallone fuori. Il direttore di gara lo ha visto bene, non ha tanta voglia nemmeno di protestare Zanardo. 25 al riposo. Molon-Falem che prova il tiro per Gancitano che si gira e lascia lì perplesso Rossato, non trova lo specchio della porta. Il bomber maglia 18 veronese, numero assai caro nella storia del calcio, il numero 18, affiliato più volte al divinto di Roberto Baggio. Palla intanto fermata dal corso
4 secondi, Gancitano ancora esterno, il tiro sinistro, ultimo secondo e 6 decimi con Rossato che rilancia a lungo, ma arriva il suono della sirena, come lo faranno che mette in fallo laterale, ma non c'è più tempo, si va al riposo sul punteggio di perfetta parità, 0-0 tra Pupi e Union Borgo tra una decina di minuti. Sempre qui live, stiamo testando della TM Arena per il secondo tempo della finale di Coppa Veneto di C da Tombolo.
Rieccoci live dalla TM Arena. Stefano Testoni con immagini di Domenico Zanettin, Andrea Di Giambattista a raccontarvi il secondo tempo che inizia in questo momento. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione di gioco. È la finalissima di Coppa Italia del Veneto di Serie C. Intanto in mischia Anthony con il numero 7 per mister Bottini. Il tiro di Dal Corso che termina lato. Un primo tempo tutto sommato equilibrato, un paio di occasioni definite regali da mister Tosin offerte all'Union Borgo per il Pupi, dall'altra parte buona prova di Petkovic che ha detto no in un paio di circostanze ai tentativi d'attacco della formazione in completo bianco dell'Union Borgo. Ricordiamo, l'abbiamo chiamata Cenerentola. L'Union Borgo si è qualificata come ottava forza della C1 al termine del girone di andata, un ottavo posto conquistato con un recupero dopo un avvio stentato. Il Pupi invece da matricola terza in classifica, una graduatoria comandata dall'Antenore, eliminata proprio dall'Union Borgo sulla Compagnia, seconda in classifica. Palla per Anthony, esce oltre la linea nera, se n'è già andato un minuto e 10 secondi, è sempre 0-0. Cristian Stocco per Conte che torna dal bomber bianco. Cristian Stocco capisce tutto Mabruk che fa ripartire il contropiede del Pupi, il tiro dalla distanza che non inserisce però il giovane portiere Rossato, che ha subito soltanto 2 gol nelle prime 2 sfide, un gol per serata. Quindi va via Conte, lo scambio Cristian Stocco, bello quello di mezzo per Conte, il tiro è Petkovic, ci mette un piede, azione da manuale tra Davide Stocco, il numero 7, l'altro gemello, e Conte con la risposta di Petkovic, il tiro di Bassi che intanto c'è una deviazione veronese, dunque laterale per la formazione di mister Tosin, supportato da un buon numero di tifosi, ce ne sono molti anche dalla terra scaligera, patria della Deligno Avati Pupi, la formazione veronese arrivata in C1 dopo una grande stagione in C2, seconda in campionato, poi ottima prestazione in Coppa e playoff. Anthony Mabruk Dal Corso, che è stata la nostra postazione. Dal Corso 600 da palla dietro per Mabruk, ultimo uomo di movimento il numero 25 Nassim Mabruk. Boateng, attenzione, il numero 10 veronese, miglior marcatore della C1 del Veneto, già 4 gol in questa kermesse di tombolo. Palla proprio per Boateng, fermato da Bassic, fallo laterale proprio di fronte alla panchina dell'Union Borgo, battuta da Anthony dietro per Mabruk. Giro palla verso Dal Corso, fermato Dal Corso, dopo cercare di ripartire Davide Stocco che va via, Davide Stocco, il tiro e la risposta ancora di Petkovic, poi Conte che arriva al tapping fuori area senza riuscirci. Ottimo avvio dell'Union Borgo, l'Union Borgo che anche ieri aveva sofferto nel primo tempo sotto di un gol col Cosmos, poi un inizio di ripresa spettacolare e un match ribaltato con poi anche una goleada importante, ed è partito bene la formazione Union Borgo. Intanto Dal Corso trova la potenza ma non la mira giusta per impensierire il portiere Rossato. Riparte l'Union Borgo con Davide Stocco che va via ma oltre la linea nera, si porta il pallone fuori. Anthony per Mabruk, a sinistra da Dal Corso che torna ancora da Mabruk. Nonostante la giovanità del numero 25 Mabruk, si affida molto sulle sue giocate mister Bottini. Anthony intanto fermato da Davide Stocco. Anthony protagonista con un gol anche nella vittoria dei quarti contro il Futsal Godeco per 5-3, preferito in panchina in tribuna però nella giornata di ieri. Oggi è ritrovato in campo, uno dei giocatori più freschi, non è stato utilizzato nel primo tempo, è mandato in mischia in questa ripresa mister Bottini con il Pupi che attacca. Boateng per Dal Corso, litiga con il pallone Dal Corso, lo tiene comunque vivo con Conte, aiutato, attenzione Dal Corso, Conte lo atterra, si prende un sacrosanto cartellino giallo, poi Dal Corso viene colpito
con il pallone in mano. Poi probabilmente il pallone è carambolato anche nel viso. Primo fallo. Cartellino giallo per Conte, che si era visto scappare dal corso, lo ha trattenuto. Una volontà di combo juventina, maglia nera per il Puppi, bianca per l'Union Borgo. Punizione la prima, questa è la seconda frazione di gioco, 3:40 sul cronometro, i minuti e i secondi trascorsi dal via, il fischio, rincorsa di Dal Corso che va a calciare, trova Anthony, la deviazione, poi Christian Stock è scivolato, mette in fallo laterale ed evita che lo stesso Anthony possa ribadire in rete un pallone vagante in area. Mabrouk per Anthony, Mabrouk Dal Corso, Boateng voleva girarsi, si dispera, non tiene il pallone sotto il suo scarpino e Bassic fa ripartire il cronometro per Christian Stocco. Dall'altra parte ora Davide Stocco che trova la faccia di Anthony, Anthony va via, Anthony, giocata spettacolare del numero 7 Ouatre, Anthony che trova il vantaggio, 4 minuti 4 secondi, cambia il risultato a TM Arena. A riposo ieri in tribuna il numero 7 veronese, che è entrato in questo secondo tempo, ha subito ripagato la fiducia di mister Bottini trovando il gol del vantaggio. Dunque è cambiato il parziale a TM Arena, Puppi avanti 1-0, ma attenzione a Bassic che prova il tiro, il pallone resta in sulla direzione di Petkovic, ancora Anthony dalla parte opposta del campo, Anthony si centra, Anthony per Mabrouk che sbaglia tutto, chiede scusa. Organizzato Anthony, pensavo ad un suo tiro. Rossato che ha raccolto per la terza volta in questo suo torneo il pallone dal fondo della rete. Union Borgo che ora deve reagire. Zanardo, Bassic, ancora Bassic, Christian Stock dietro per Bassic, ora alza il baricentro il Puppi, pressa alto la formazione ospite, è entrato anche il capitano numero 11 Matteo Zanatta che scambia con Bassic. Zanardo rischia, Zanardo lascia lì il pallone, recupera Molon Falem che alza pallone e la squadra non tiene in campo Anthony. Intanto tra pochi istanti rientrerà Mazzone probabilmente al posto di Bassi che intanto gioca a sinistra per Christian Stocco. Christian Stocco va a calciare, trova Zanatta che non aggancia il pallone poco dentro l'area, tutto fuori Christian Stocco. Gran giocata, rientrano Stecker e fa il suo esordio anche il numero 19 Pietro Dalla Valle, grazie alla regia che ci ha comunicato il numero 19 che non era presente nella distinta di inizio gara, proprio Dalla Valle che va a calciare, trova Rossato in una doppia parata, subito in evidenza il numero 19 veronese, la prima chiamata della TM Arena, dato subito caldo Molon Falem, Mazzon come può, ancora Dalla Valle che trova proprio Stecker aggancia per Boateng, ancora la risposta del giovane Giacomo Rossato. Adesso cambia l'inizio della partita con il Puppi galvanizzato dal vantaggio che cerca l'affondo del raddoppio, non deve però scomporsi l'Union Borgo, deve fare molta attenzione, si sentono anche i tifosi, pali mezzo con Boateng che trova anche la deviazione di Mazzon, altro pericolo per i legni della porta difesa da Rossato, altro corner, questa volta verrà battuto dal lato sotto la nostra tribuna. Stecker dietro per Molon Falem, Dalla Valle per Stecker che però era tornato verso la zona centrale del campo, laterale per Union Borgo. Vedremo se mister Tosin attenderà ancora qualche minuto prima di chiamare il time out per riordinare l'idea di una squadra che dopo il gol ha rischiato di subirne ancora un altro. Ci prova ora da Bassi che la formazione di Union Borgo, palla per Zanatta fermato Dalla Valle, Molon Falem per Petkovic, Zanatta arriva come una furia ma non trova lo specchio della porta,
e allora Petkovic, che chiede scusa ai compagni e chiede anche calma, fa ripartire il gioco. Stecker a sinistra per Dalla Valle, lo scambio con Moulin-Falem. Boateng per Dalla Valle, Bassic tocca in anticipo il pallone, concede il fallo laterale alla degli innovati Pupi. Squadra scaligera avanti 1-0 in questa ripresa di questa finalissima di Coppa live dalla TM Arena di Tombolo. Intanto dentro Zanchetta, fuori Bassic a rifiatare, a riprendere ossigeno ed energie per il proseguo del match. Ovvio Zanchetta si prende il pallone, me lo porta via Stecker che lo prolunga in modo non efficace per Boateng. Lo ha arrossato, torna la capitan Zanatta. Zanchetta, Zanardo, tripla Z in campo per la formazione di Tosin. Dalla Valle capisce tutto, bravo Zanardo nell'anticipo, Mazzon esce palla al piede per l'Union Borgo che può controattaccare, Mazzon troppo profondo, il pallone salvato da Zanatta. Altra occasione che dimostra la presenza in campo dell'Union Borgo con Gancitano che torna adesso il protagonista sul rettangolo di gioco dopo il cambio al numero 10 Boateng. Pupi in possesso con Stecker, linea di metà campo, scodellati in avanti il primo per Gancitano che non si gira, ha rischiato Mazzon, si danno il 5 Mazzon e Gancitano, un abbraccio poco amorevole, ha rischiato non poco. I direttori di gara hanno comunque fin qui lasciato molto correre la partita, ricordiamo anche il primo cartellino giallo inizio ripresa al numero 21 contro ancora Gancitano che ha provato lo scorpione in area sulla marcatura di Mazzon che avrà il suo bel da fare per attenzione, va via il numero 8 Zanchetta, viene però fermato da Moulin-Falem che evita altri pericoli. 12:42 sul cronometro da giocare. Si agita Mister Tosin in panchina che si disseta per recuperare energie e dare smalto ai cordi vocali, per dare consigli ai suoi giocatori in campo. Zanardo che aveva cercato l'incursione di Capitan Zanatta, Dalla Valle mette in fallo laterale, lo stesso Zanardo va a battere questo out dietro per Mazzon che fa scorrere a destra da Zanchetta va a calciare potente ma abbondantemente fuori specchio porta. Intanto torna in panca Dalla Valle, buono il suo apporto, rientra dal corso, riceve gli applausi ovviamente del pubblico di fede veronese, assiepati nella parte di tribuna proprio alle spalle della panchina della squadra di Mister Bottini. Moulin-Falem, Gancitano, Moulin-Falem ancora, prolunga avanti per Stecker, proteggere il pallone, Gancitano sulla corsia opposta alla nostra postazione, Gancitano gioca con il pallone, uno scambio con Dal Corso, Gancitano, arriva il fallo è di Dal Corso, protestano i giocatori veronesi, il fallo è di Dal Corso. Nel sandwich con due giocatori dell'Union Borgo è stato il capitano veronese a commettere fallo secondo il direttore di gara, ricordiamo il signor Gioele Gasparotto a sezione di Rovigo, il primo arbitro è Vissen Quartani di Treviso, al crono un altro trevigiano, il signor Francesco Rimpici. Attendiamo che Dal Corso si rialzi. Secondi di ossigeno per rifiatare anche per il resto della squadra. Eccolo che si rialza il capitano, il tempo anche per Mister Tosin di effettuare un paio di cambi per inserire in campo i gemelli Davide e Cristian. Va ad allacciarsi lo scarpino sinistro, capitano veronese Marcello Dal Corso. (11:53 da giocare), si rialza Dal Corso con l'Union che gioca il pallone da Cristian Stocco, la deviazione sembrava quasi in porta di Marcello Dal Corso che invece ha tolto il pallone
da un destro sicuro del gemello Davide. Cristian alla battuta del laterale per Mazzon che fa girare per la conclusione il numero 8 Zanchetta dal corso Molon-Falem. Stecker calcia via il pallone est di Davide Stocco fermato da Molon-Falem, dal corso si riprende il pallone, lo tiene vivo, non lo fa uscire dal campo, poi lo calcia distante. Stocco, il tiro di Davide Stocco ribattuto dalla difesa fin più ordinata del Pupi, che non permette alla formazione di Mister Tosin di affondare il colpo. Zanchetta intanto dito per Mazzon, Davide Stocco ancora per Mazzon, giro palla destra verso Zanchetta, pressato a Molon-Falem, buono il tocco Stecker a toccare in fallo laterale. Manca un'eternità, 11 minuti e 5 secondi, tutto il tempo per l'Union Borgo di trovare il pari con la rinnovati Pupi, che però avrà ancora modo, abbiamo visto anche in precedenza, di provare nuove incursioni offensive. Il tiro da Zanchetta che resta lì tra Molon-Falem e Stecker, poi Petkovic che vede il pallone arrivare, lo calcia distante, laterale, si riparte sempre lì dalla posizione di fronte alla panchina di Mister Bottini che si è arrabbiato con i suoi. Il tiro di Zanchetta sul secondo palo, ancora dal corso, ancora Union Borgo in possesso palla. Zanchetta cercava il tunnel su Molon-Falem che gli strozza il pallone dal corso. Adelino Pupi riparte, si prende un laterale il capitano veronese. Lo va a battere proprio dal corso questo laterale per Molon-Falem che prolunga distante verso Gancitano che fa del possesso palla la sua arte, ma però ora perde il pallone con l'Union che non ne approfitta perché è troppo profondo il passaggio di Davide Stocco. Palla lunga per Gancitano che l'arpiona, poi arriva come una furia Mazzon, la mette in corner nonostante la carta d'identità dica 1981. Gancitano sembra un bambino quando un ragazzino quando gioca in campo. L'ha dimostrato anche ieri con una tripletta pesantissima contro la compagnia. Gancitano ora però fermato da Cristian Stocco che viene fermato da Molon-Falem. Ancora il Pupi, bravo qui Davide Stocco, anzi Cristian, caos Stocco, palla ora per Davide in mezzo verso Cristian che non aggancia il pallone, Mabruk lo ferma. Molto punta Mister Tosin sui gemelli Stocco, però fin qui la difesa veronese non ha subito alcun gol. 1-0 il parziale con il sigillo di Anthony. 10 al termine, ultimo quarto di gara. L'Union che prova ad attaccare con Zanchetta, ma Petkovic centrale dice no, e poi Davide Stocco, invitato ora dal gemello a mantenere calmo, perde l'occasione di ribattere la rete della respinta di un attento Petkovic, quest'oggi in campo senza guanti, l'abbiamo detto anche in precedenza, nelle precedenti due partite giocava soltanto con il guantone a coprire la mano sinistra, oggi invece mano liberi per il numero 1 veronese, con il Pupi che manovra ancora in attacco. Gancitano non tiene il pallone in campo, ripartirà allora il giovane Giacomo Rossato dalla sua area, facile per Bassic che prolunga per Cristian Stocco. Cristian Stocco salta, anche Petkovic con il pallone, ma dal corso ci mette ancora una pezza e qui era stata trovata in fallo la difesa veronese che comunque ha avuto la fortuna di non subire il gol del team Venezia. Bassic, Cristian Stocco, il tiro centrale, ancora il no di Petkovic e questa era una ghiotta occasione a tu per tu praticamente con il portiere. Intanto esce dal campo Molon-Falem, rientra dalla valle. Cristian Stocco per Bassic, fermato da Gancitano. Mazzon mette giù il pallone con la suola, lo apre verso Davide Stocco che va ad incrociare la diagonale proprio per Mazzon, non trova lo specchio della porta, pronto intanto con il numero 5 Ivizzi, mi sembra di vedere
maglia viola del portiere di movimento, una tattica che mister Tosin sarà costretto a giocare quando mancano 9 minuti esatti in questo momento. Sempre Pupi avanti 1-0, Union Borgo ha avuto un paio di occasioni, vedremo se il Vizio entrerà, ancora no. Attende allora ancora qualche minuto mister Tosin prima di alzare notevolmente il baricentro. Attenderà probabilmente questa azione offensiva a destra Christian Stocco, dietro per Mazzon che alza un campanile dove dal corso fa buona guardia sull'Italia. Dal corso però sbaglia tutto quanto, palla per Christian Stocco cercava l'apertura per Bassi, che era stato atterrato Davide Stocco, non c'è però fallo, sempre invariata la situazione falli, uno per parte in questa ripresa, soltanto Conte sul taccuino dei cattivi dei direttori di gara per un giallo, una vista trattenuta, palla per Bassica a calciare il destro, presa sicura a terra di Petkovic che invita la concentrazione suoi, poi rilancio lungo per Boateng, palla che sfila alle spalle di Rossato che farà ripartire il cronometro, palla per Christian Stocco, Mazzon costretto a sparare lontano in fallo laterale, 8:16 da giocare, rientra Conte proprio per Mazzon, sfila come ultimo uomo in difesa Bassica a prendersi cura del numero 10 Boateng, dal corso Mobruk, Dalla Valle, l'eroe Dalla Valle, poi però Conte non ne approfitta, fa sfilare fuori il pallone, Dalla Valle, Mobruk per Dalla Valle che si gira bene, palla per Boateng, Dalla Valle a calciare, sicuro in due tempi Rossato che sfila a sinistra il pallone per Christian Stocco, si accentra, palla a destra verso Conte, Christian Stocco ancora, sinistro per Bassic, si apre Davide sul secondo palo, Bassic però calcia un puntone senza mira. Poi intanto Christian Stocco, rientra Zanardo, pronto anche Capitan Zanatta a rientrare in gioco, ma la palla è tra i piedi del Pupi con Dalla Valle che stava per dare il corso, Dalla Valle si accentra, viene fermato soltanto in un ultimo tentativo nel laterale in favore dell'Union Borgo, rientra Capitan Zanatta che si fa vedere solo sul cambio, palla per Zanatta, è proprio Zanatta che c'è il pareggio di Matteo Zanatta nell'unico momento in cui la difesa del Pupi ha lasciato lo spazio, nulla poteva Petkovic, errore in fase difensiva, bravo però l'Union con Zanatta entrato in campo, si è preso lo spazio, è solitario, poi ha girato le spalle di Petkovic per un pareggio sicuramente meritato per quanto visto, ma 7 minuti e 10 da giocare, ancora una partita lunghissima con Boateng che non arpiona il pallone. Rossato, Melon Falem fermato da Zanardo costretto a calciare lontano, palla che arriva direttamente dalle parti di Petkovic. Pupi che tornerà a cercare un nuovo vantaggio, arrabbiato mister Bottini. L'unico errore quindi è il tiro dal corso. Sul primo palo Rossato dice no, Bottini si è arrabbiato, un tiro evitabile del capitano della formazione di Tosin che lo difende. Molon Falem dietro per Mobruk ha lo spazio per calciare, non ci pensa due volte, ma però non trova la porta di Rossato che apre a destra per Zanardo. Bassic, Zanatta, poi dai gol dell'1-1 fermato la diagonale da Mobruk, dal corso prende il pallone Molon Falem, dal corso Boateng dietro da Molon Falem, Mobruk dal corso ancora Molon Falem litiga con Zanatta, arriva il fallo, qualche secondo di ritardo, Wissem Cortani dice alla panchina dell'Union Borgo di calmarsi.
Secondo fallo Union intanto. Falem riparte per Mabruk che torna ancora del numero 6 veronese. Lo scambio con Dal Corso che va dal giovane Mabruk. Movimento di Mabruk per Falem. Dal Corso. Avanti per Boateng. Boateng dietro per Mabruk che non trova il tiro, non ci prova. Riparte, palla strozzata, fermata la ripartenza di Conte per Bassic sulla sinistra, Bassic va via Falem, recupero Bassic, Zanata, Petkovic super, fallo di Petkovic su Zanata che ha coperto lo specchio. Secondo fallo o terzo? Mi sembrava che i locali fossero a 2. Vabbè, fatto sta che è arrivato il fischio falloso. 5:34 da giocare. Punizione. La posizione defilata. Manca all'appello l'amico Pallone che arriva in questo momento in campo. Brividi, sì, infatti era il secondo fallo, avevo visto bene, allora è stato assegnato per errore il fallo all'Union. Zanardo, vediamo se andrà a calciare, difficile trovare uno spazio lì, ma non è possibile. Zanardo, Boateng, Zanardo ancora, Gancitano. La vince il Pupi per questo momento, quindi tanto Petkovic si alza alto, il pallone resta lì, va a terra con la spalla, viene richiamato subito il team sanitario del Pupi. Abbiamo già visto ieri il portiere del Cosmo uscire per una botta. 5:21. Il Pupi ha retto bene sulla punizione ravvicinata di Borgo, 2 volte Zanatta, 2 volte no, poi anche il no su Bassic mi sembra. Intanto è costretto ad uscire Petkovic dopo le cure sanitarie, rientra per il momento Cavazza. Scodella il pallone direttore di gara, allora rientra Anthony, autore del momentaneo 1-0, poi pareggiato capitano Zanatta. Falem si torna a giocare. Boateng, Falem, Anthony, serie di finte di Anthony, va sul fondo ma non trova lo spazio per cacciare. Falem ancora, Boateng, ultimi 5 minuti di gioco, Gancitano, spalle alla porta, come è solito fare. Falem è stato su tiro Conte, una tragedia di partenza, bravo Falem a fermare in un momento il recupero di Boateng, spettacolare recupero, un break, Boateng, il tunnel per Anthony, Boateng, Boateng, il re del Pupi a festeggiare con tutta la sua tribuna. Torna avanti la formazione veronese a 4:42, torna a condurre con il gol del Bomber, quinto sigillo in questa competizione per Boateng, che esce a prendersi l'abbraccio della panchina e dei suoi tifosi, rientra intanto Stecker. Intanto a terra mi sembra, pensavo Bassi che è al centro del campo. Volevano un fallo quelli dell'Union Borgo. Era Capitan Zanatta a terra che ha cercato di contrastare l'attacco avversario. Mazzon che è partita la giocata, se la ride sotto i baffi. Intanto dentro il portiere di movimento con la maglia numero 14 Zanardo. Rientra anche Davide Stocco al posto di Capitan Zanatta. Dunque votato all'attacco la formazione dell'Union Borgo, che vuole trovare la via del pari a 4 minuti e 42 secondi per trovarlo. Con Zanardo, maglia viola, portiere di movimento, ad alzare il baricentro
della formazione di Mister Tosin, che però arretra dietro con Bassic. Si fa sentire l'urlo del Pupi, dei tifosi del Pupi. Bassic ancora. Zanardo, palla per Cristian Stocco! Stocco! 4-19, subito ristabilita la parità con Cristian Stocco, che si prende anche il cartellino giallo, anzi no, sì, è Cristian Stocco, ma il gol è di Davide Stocco. Scusatemi i gemelli del gol se ho sbagliato, ma uno dei due ha segnato nell'euforia qui della curva Union Borgo, da cui sta chiamando la partita. Fatto sta che il pari sul tabellone è eloquente, 4-19 da giocare, tutto da rifare. Alla prima azione con l'uomo in più, l'uomo di movimento, il portiere Zanardo. Subito il pari dell'Union Borgo che vuole allungare la partita. Attenzione, Davide Stocco fermato dal sandwich. Davide Stocco si prende il pallone, rimessa laterale. Intanto Calulu ha fatto gol giusto perché Milan in vantaggio. Davide Stocco, Bassic volevano un fallo, ci poteva stare, nel sandwich mancava soltanto la senape tra i due giocatori dell'Union, ma hanno sempre fatto correre, dunque metro arbitrale continuativo. Conte, Davide Stocco, dall'altra parte per Bassic fermato da Gancitano, che non ha i guantoni in mano, ma ferma una chiarissima occasione da rete con un no stampato a Bassic, che batte l'out, recupera ancora il pallone, palla in mezzo, tolta, Stecker, via per Gancitano, fermato da Cristiano Stocco, Moleon-Falem, rilancio lungo per Gancitano, che non riesce a deviare il pallone delle parti di Rossato. Cristian Stocco fermato da Stecker, laterale, allora arriverà il time out come richiesto da mister Bottini. Time out del tecnico veronese. 3-12 da giocare, 2-2 qui dalla TM Arena. Andiamo ad ascoltare mister Bottini. Non ce la fai, Ok, dai ragazzi, dai, lo facciamo qui, dai che facciamo l'ultimo secondo, facciamo gol, dai. Ragazzi, dai, bisogna farne un altro adesso, bisogna farne un altro. Forza raga, dai, Mister Bottini ha continuato a passeggiare in panchina, ha lasciato che i suoi riprendessero fiato. Moleon-Falem ha detto agli altri dai che lo facciamo negli ultimi secondi. Pupi che ripartirà dalla linea laterale nel pallone davanti alla panchina dell'Union. Riparte il gioco. Gancitano si gira, Bassic lo ferma. Ancora i veronesi in zona d'attacco con una Stecker pronto a fare ripartire il cronometro, 3 minuti e 6 secondi, 2-2, un secondo tempo che ha regalato emozioni qui alla TM Arena. Intanto Gancitano sbraccia con Bassic, serve dietro per Moleon-Falem che torna dal numero 18, lo scambio veloce con Boateng, autore del momentaneo 2-1, quindi Bassic cercava il numero, si allunga troppo il pallone, e non ancora Moleon-Falem, si è all'altezza della linea di metà campo, giocato da Boateng. Stecker prolunga, Bassic ci mette una testa, Boateng non controlla bene il pallone, uno dei pochi errori di Boateng in questa Final 8, palla per Bassic, Petkovic in due tempi risponde occupato all'attacco avversario, che intanto fermato Gancitano dal numero 8 Zanchetta, rientra Mazzon che va a prendersi cura del numero 18 dell'Adelino Avati Pupi. Veronesi che possono ripartire un laterale
Pronto Stecker a rimettere in campo la sfera per Molon-Falem. Scodellate la palla per Gancitano, si prende il pallone, il tiro di Boateng, la sfera che resta lì, Stecker va a calciare, confusione di fronte all'area, esce l'Union Borgo con Zanchetta che caccia via il pallone, pericolo per la porta di giovane Rossato. Molon-Falem per Boateng, ancora scodellato per Gancitano, Mazzon di testa, il pallone resta lì, non arriva a calciare Gancitano. Boateng che pressa, cade, non c'è fallo, ora sì, perché Boateng si copriva il viso, ha colpito con le mani. Diciamo che sui contrasti, sugli abbracci non vengono fischiati i falli. Il terzo intanto della formazione veronese, che ora difende Zanatta, Mazzon, giro palla per Zanchetta, Zanchetta verso Zanatta, Zanchetta non tiene in campo il pallone, allora il Pupi rifiatando può tornare nella metà campo avversaria, può tornare a cercare di colpire la posta di Rossato. Gancitano fermato però in questa occasione, ancora Bomber Gancitano a far ripartire il gioco per Molon-Falem che torna dal 18, lo scambio con Boateng, poi Rossato copre il pallone mentre sfila a fondo campo Zanatta per Zanardo, errore qui, troppo precipitoso il capitano dell'Union Borgo che poteva giocare in modo migliore. Stecker per Gancitano, sbracciato da Mazzone, ancora Gancitano che tiene tra i suoi piedi in cassaforte il pallone, l'ultimo tocco è di Mazzon che si arrabbia, ma sembra chiaro insomma ed evidente che sia proprio il numero 6 bianco a far rocambolare fuori dal campo la sfera con Stecker pronto per un nuovo fallo laterale. Molon-Falem, il tiro, gol! Il gol di tiro delle aspetti, Jacob Molon-Falem che si inventa un destro, anche lui non ci crede, vorrebbe strapparsi i capelli, non li ha, ma gode e come. Intanto Tosin chiama in time out, fa festa il pubblico del Pupi. 1:23 da giocare con i veronesi che sono tornati in vantaggio. Andiamo a sentire ancora la panchina veronese. Sì, ma giocare più stretti, ok? Anche noi stiamo più stretti, non mai stiamo larghi, più stretti. Stai in mezzo di due, Nico, in mezzo di quello che stava da ganci e quello indietro, in mezzo loro. Ora devi chiudere la diagonale, ok? Ascolta cosa ti dice lui da dietro, mi raccomando, ragazzi, testa. Dai. Molon-Falem galvanizzato dal gol, si è preso anche la briga di dire cosa fare nel time out. Testa, ritorna Zanardo, 1:23 da giocare. L'Union ancora una volta sotto, ancora una volta costretto a rincorrere, ma adesso ha pochissimo tempo, 80 secondi, meno anche, con Bassic che va sul fondo per Zanatta, Conte, ancora da Bassic, Zanardo Bassic, Conte, Bassic, Zanatta, Conte, Bassic, ultimo minuto, ultimo giro di lancette della TM Arena. Pupi avanti 3-2, deve difendersi dalla spinta offensiva del portiere di movimento dell'Union Borgo che però non riesce a sfondare, sempre Bassi che centro del campo a manovrare Zanardo, si sente il grido forza Pupi vicino alla vittoria, ma l'Union Borgo non ci sta, il P5 ci prova fino all'ultimo, palla troppo arretrata per Zanardo, costretto a dare a Cristiano Stocco in mezzo, Molon-Falem, Boateng ferma tutto quanto il pallone, carambola. Fuori, 26 secondi, manca poco, alza la squadra, la formazione del Pupi, Bassic, Cristian Stocco, palla prolungata con Molon-Falem che ferma tutto quanto, 18-17 secondi, ridotte al lumicino le speranze dell'Union Borgo con il Pupi
che vede vicino la vittoria di Coppa. Bisogna però fare in fretta. Bassic, la girata per Zanatta, Conte il pallone resta lì, difesa da Boateng che lo trattiene, ancora Union Borgo, confusione, 4 secondi, il tiro di Cristian Stocco, la palla che esce. Allora, un secondo dalla fine, la Coppa finisce in terra veronese, 1 secondo 9 decimi. Molon-Falem dice: ci penso io, la sparo io lontana, attendiamo solo la rimessa, con Stecker e Zanatta che si abbracciano in modo poco cordiale. Il fischio, il tiro, la sirena che porta il team veronese in vetta nell'Olimpo del futsal veneto. La vittoria di questa Coppa tutta targata Pupi, Adelino, Abati. Chi mai lo avrebbe detto? Una vittoria con gli applausi dell'Union Borgo per il pubblico presente qui dalla TM Arena. Il Pupi vola così con questa vittoria alle finali la Coppa fase nazionale. Tra poco invece seguiremo le premiazioni, gli applausi ovviamente meritati per tutte le squadre. Io calmelo quello. Una vittoria a Scarigia cercata, sempre avanti la formazione del Pupi con il successo firmato da Anthony Boateng e il gol finale di Molon-Falem che regalano la vittoria alla squadra del tecnico Vincenzo Bottini. Fa festa il pubblico veronese, un po' ovviamente rattristato quello dell'Union Borgo, che però ha dato il tutto per tutto in questa bellissima finale nella splendida cornice della TM Arena. Grandi i ragazzi del TM Gran Giorgione con mister Dragagnolo, dirigente Lorenzo Ospicci, che hanno regalato grandi emozioni. Michele, se io sono in onda, prendo già il mister, un commento a caldo. L'avete sudata, bello il gesto di Capitan Zanatta. Mister, un commento caldissimo, la vittoria è del Pupi, che emozione. Certe cose sono scritte, io e il suo mister siamo amici stretti, anche con Antonio Pettenello che è il presidente, e ci prendevamo in giro prima dell'inizio: vinci tu, no? Vinco io, vinci tu, vinco io, ho vinto io. Complimenti a loro, complimenti ovviamente anche a mister Tosin. We Will Rock, intanto per festeggiare il Re Boateng ha messo la firma anche questa sera. Una grande vittoria di questo gruppo. A chi va la dedica per il successo? La dedico alla mia squadra, abbiamo giocato fino adesso con intensità, abbiamo fatto un bel lavoro per tutto l'anno e quindi ce la meritiamo questa vittoria. Adesso in bocca al lupo per il campionato, per la Coppa Nazionale. Complimenti al Pupi, in attesa che si inizi con le interviste. Andiamo a prendere anche il commento. Ecco proprio le premiazioni. Allora, Michele, Evo Mio, Vittorio e Manuel, che sono i tuoi vicepresidenti. Di 3 anni, eccoli poi ok, poi seconda dedicato a Belle Berluccio, prima sindaco di Comune. Grazie. La lista delle premiazioni, cercavo il mister, non c'è il mister Tosin. Tra poco andremo con le premiazioni. Roberto, mister Tosin, intanto complimenti, è mancata solo la ciliegina, però onore alla grande prestazione del tuo Union Borgo, spinto dai splendidi tifosi. Beh, un ringraziamento ai tifosi che sono stati eccezionali stasera, sono stati tantissimi e ci è arrivata una spinta in più. Dispiace non aver portato la Coppa Spinea,
credo che i ragazzi devono essere comunque contenti del percorso fatto, abbiamo fatto una grande finale, abbiamo giocato benissimo, è stata decisa alla fine da un episodio, ci abbiamo provato in tutti i modi, dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto. I complimenti al Pupi, complimenti al solo mister che conosco benissimo, bravissimo, e complimenti all'organizzazione che è stata una Final 8 spettacolare. Ovviamente devi riportare il sorriso perché la stagione è lunga. Grande Roberto, in bocca al lupo. Aspettiamo allora l'ok per dare il via a quella che sarà la premiazione con i vertici federali pronti a regalare emozioni. È tutto pronto quasi per la premiazione, però vorrei prima ancora un forte applauso a Union Borgo e Pupi per lo spettacolo di questa finale live dalla splendida cornice della TM Arena. Ovviamente un grande ringraziamento va a chi con la tuta rossa della TM Gran Giorgione, e qua voglio un grande boato per il TM Gran Giorgione per la fantastica cornice di questa Final 8. Ringrazio tutte le società, anche gli staff della divisione. Grazie ovviamente a tutte le società che hanno partecipato, a tutti i ragazzi più o meno giovani della FIGCLD del Veneto, sempre presenti. Un forte applauso allora dunque a tutto il pacchetto federale sempre qui in prima fila. Un forte applauso, forse non si è sentito. Bravi, bravi. L'unica cosa che in questo momento non è lievitata a livello di prezzo è l'applauso, quindi scaldate sempre le mani perché l'applauso è sempre gratis. Allora, Michele Giambattista, responsabile Calcio 5 Veneto, cosa facciamo? Cominciamo con le premiazioni. Allora, diamo il via alle premiazioni, chiamiamo qui al centro del campo, c'è già Michele Giambattista, il vicepresidente vicale del comitato regionale del Veneto Patrick Pitton e il vicepresidente del comitato regionale Veneto Roberto Mamerti, che andranno a premiare i direttori di gara. Allora l'applauso per il primo arbitro Vissem Quertani, il secondo arbitro della sezione di Rovigo Gioele Gasparetto e il cronometrista Francesco Rimpici della sezione di Treviso, i direttori di gara che hanno fischiato e arbitrato in questa serata. Una serata che chiude un'altra giornata fantastica, ci sono i vicepresidenti Mamerti e Pitton, foto di rito con la premiazione ai direttori di gara. In bocca al lupo ovviamente, buona stagione anche per i tre fischietti, e con un applauso. Adesso andiamo a chiamare invece il presidente del comitato regionale del Veneto, Beppi Ruzza, che andrà a premiare la seconda squadra classificata, la seconda squadra che dovrà attraversare, Capitan Zanatta, capitano, attraversare il tunnel. Allora facciamo un grande applauso a Capitan Zanatta, mister Così e a tutto l'Union Borgo P5. Con il numero 1 Fabio Segato, con il numero 5 Alberto Ivizi, con il numero 6 Riccardo Mazzonna, con il numero 7 Davide Stocco, con il numero 8 Luca Zanchetta, con il numero 10 Cristian Stocco, con il numero 13 Matteo Bassic, con il 14 Alessio Zanardo, con il 21 Riccardo Conte, con il 24 Giacomo Rossati, 25 Riccardo Zupperdoni, il tecnico Roberto Tosin, il capitano numero 11 Matteo Zanatta. E ricordando, per riportare il sorriso a questi ragazzi, ricordate che anche Cenerentola può diventare una principessa, dunque in bocca al lupo, la stagione è lunga,
In bocca al lupo all'Union Borgo che riceve la targa di seconda classificata dal presidente del comitato regionale Veneto Beppi Ruzza. Ovviamente la foto di rito per la formazione di mister Tosin che dovrà rifarsi in campionato. Complimenti ai ragazzi, in bocca al lupo. Adesso però è l'ora con il sindaco di Tombolo, il signor Cristian Andretta, che chiamiamo al centro del campo. Eccolo qui il sindaco, il tunnel bianco per onorare la squadra che tra poco andrà ad alzare al cielo la Coppa Veneto 2023. Diamo un grande applauso per la formazione campione l'Adelino Abati Pupi! I campioni Nicola Petkovic, Jacob Monofanen, numero 7 Anthony con il 9 Alvise Zagoni, con il 10 Re Boateng, numero 11 Nicolai Buxa con il 18 Beppe Gancitano con il numero 19, Pietro Dalla Valle con il 22 Nicolas Stecker, con il 25 Nassim Mabrouk, con il 26 Riccardo Cavazza, con il 21 Turrini, il tecnico Vincenzo Maria Bottini. L'ultimo a prendersi la medaglia ovviamente il capitano Marcello Dal Corso, che chiamiamo qua davanti. Eccolo lì Marcello con la maglia numero 4, pronto a prendersi la coppa. Pronti tutti i ragazzi vestiti di nero con il sindaco Cristian Andretta che consegna nelle mani di Marcello Dal Corso la Coppa 2023. Saltano ed esultano i ragazzi della Pupi, portato in trionfo Marcello Dal Corso, una coppa che darà diritto alla formazione del Pupi di affrontare il triangolare nazionale. Grazie ancora alla TM Gran Giorgione per aver ospitato questa splendida 3 giorni di Final 8 maschile e femminile con il Pupi che alza al cielo la Coppa azzurra in Re Grazignano, quella rosa. Grazie ovviamente alla Federazione LND del Veneto con il presidente Beppe Ruzza, responsabile del Comitato Regionale Veneto Calcio a 5. Vuoi portarlo a casa, Jacob? Vuoi portarlo a casa? Sì, puoi portarlo a casa. L'autore del gol decisivo. Ancora un forte applauso al Pupi, Adelino Abati, Verona! Di futsal è finita, adesso l'unico modo per festeggiare o per alzare il morale, tutti al bar a bere un'ottima birra. Buonanotte e sempre viva il futsal!